siamo a Pisa. Perché ieri ho sentito l'applauso, ho visto al Senato quelli del PD che hanno detto ecco bisognerebbe, hanno parlato del sindacalista di colore, per l'amor di Dio va benissimo, però adesso voglio sentirli anche per quanto è accaduto quest'oggi a Pisa. E sì, voglio sentirli anche per quanto è accaduto oggi a Pisa. 3 dei venditori abusivi aggrediscono i carabinieri, durante un controllo ne mandano all'ospedale 1 al quale viene inviata tutta la solidarietà da parte del ministro Salvini. Guardate le immagini. Hai vergogna ti vai, uomo. Non piccare donna, questo non è. Fatti questo qua. Allora, questi qua li carico tutti in un carro merci e li riporto nei loro paesi di origine. E a schiaffoni cambiano anche colore. Avete sentito? Bravo, bravo. Questi qua sono venditori abusivi, hanno sfasciato il naso, il setto nasale al carabiniere. Salvini dice giustamente espulsioni per i clandestini, raus e restituzione alle nostre città di un clima di legalità. Questo è il mio obiettivo e deve raggiungere questo obiettivo, perché come si è capaci di condannare giustamente per quanto è avvenuto a Gioia Tauro, voglio vedere e ascoltare il PD o esponenti del PD che ieri si sono strappati i capelli, se si strappano i capelli anche in questa occasione. Hanno rotto il setto nasale al carabiniere perché faceva il suo dovere. È chiaro il concetto? È chiaro? Questa non è solidarietà, questa è vergognosamente complicità con i clandestini. Raffaele Padrone, a 2 minuti. Vice segretario generale della Polizia, se vuol commentare anche questo episodio. Qua c'è poco da commentare, qua siamo alle solite, siamo davanti a delle immagini che fortunatamente sono state girate e quindi rimarranno, anche se non di proprietà di chi le ha girate, per scagionare il collega, perché va a finire che oggi come oggi il collega deve anche rispondere. Lì il collega si vede che addirittura lascia il campo e se ne va, cioè questa è la cosa che a me dà fastidio, perché saremmo sicuramente dovuti tornare indietro, ripigliarlo, caricare, perché molto probabilmente non sapremo adesso chi è. Io non so come è andata avanti questa faccenda, ma sicuramente da quello che si vede la macchina, il collega che parte e va via. Già domani, se fossi il comandante, manderei una truppa e di portarli carabinieri, ma sicuramente, però vede direttore, vede dove siamo arrivati. Allora il ministro ha promesso delle situazioni diverse, giusto? Ha promesso, ha detto guai chi tocca uomini e donne delle forze dell'ordine, benissimo, deve però fare delle leggi speciali per poter intervenire, se no si va in galera. Padrone, guardi padrone, qua la smentisco. Cosa? In una cosa sola, il nuovo questore di Pordenone riesce a prendere le persone che da 2 anni... Ma stiamo parlando di 2 cose diverse, una è una cosa sul campo e una sui libri. Ma mi deve spiegare perché i questori sino ad oggi
rispetto a quello che c'è ora. Ma tanto di infatti io ho fatto io i complimenti, direttore. Ma mi lasci finire. Come mai i questori che si sono avvicendati sino ad oggi a Pordenone non sono riusciti a fare quello che sta facendo il dottor Odorisio, e cioè di prendere le persone che hanno fogli di via, caricarle e portarle a Bari? Sino ad oggi l'ultimo, l'indiano, era dal 2016, e allora contano anche gli uomini. Ma contano gli uomini che stanno al comando, però. Ma ovvio, io sto parlando. Ma se stanno, infatti, ma io ad esempio al questore, se si ricorda benissimo, proprio da questi teleschermi, ha detto ben venga, sapendo chi sta arrivando, ben venga, perché lo conoscevo prima. Allora, quando è arrivato ha dimostrato di avere gli attributi, di prendere un libricino che si chiama Testo Unico di Pubblica Sicurezza 1931, quindi dal 31 a oggi questori ce ne sono stati, no? Ma questori fino adesso ce ne sono. Mi si diceva che non era possibile. Ma infatti io capisca tra le righe. Dal 1931 a oggi ce ne sono stati questori. Sì, io questo ho fatto i complimenti. Fino a pochi anni fa allora vuol dire che il questore ha avuto gli attributi per aprire questo libricino e attaccarsi dove lui può fare, senza andare a chiedere alla magistratura che gli avrebbe negato il fatto di mandarli via. Questi sono i complimenti al questore. Ma io sto parlando degli operatori che devono avere la possibilità di reagire. Questo è, e bisogna fare leggi speciali, e allora il ministro le faccia e noi le attuiamo, perché non siamo dei perecotari quando andiamo per la strada a prendere pugni da questa gente. D'accordissimo, grazie Raffaele. Grazie a voi. Allora, Giallo è il settimanale Giallo, è in edicola già domani, lo vedete?